Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie del web e non solo, di oggi, sabato 25 febbraio. Venerdì scorso la Guardia di Finanza ha sequestrato 150 kg di semina di vongole di laguna Caparossoli a bordo di un barchino in Canal Vena, privi del documento attestante la tracciabilità. Essendo ancora vitali, le vongole sono state rigettate in laguna. In Canal Vena possono ormeggiare solo barchini con motori al di sotto dei 40 cavalli di potenza e il barchino in questione è in possesso di un motore ben più potente. Il Canal Vena è sotto il controllo di SST, ente gestore anche dei parcheggi a pagamento della città, e sorprende che mentre il personale di controllo sia tanto ligio per verificare la regolarità dei pagamenti per gli stalli per le vetture, non effettui controlli altrettanto attenti per quanto riguarda le concessioni acquee. Al controllo dovrebbero essere verificati e ritenuti fuori norma i barchini con motori di potenza superiore a quella concordata, come dovrebbe essere attenzionata la regolarità dei pagamenti delle varie concessioni, essendo ormeggiate imbarcazioni che palesemente non escono da anni dal canale e neppure vengono mosse. Siamo sicuri che tutti siano in regola? SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ma sinceramente è una notizia che ci lascia molto interdetti. Praticamente mercoledì scorso, nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, non sappiamo bene l'orario, un autista di Riva Veneto ha parcheggiato, ha fermato l'autobus al terminal, quello di Piazza Europa. Quando sono scesi i passeggeri, sono saliti tre individui, in particolare uno di una sessantina d'anni, ha iniziato a inviare, insomma, a recriminare per una presunta mancata precedenza, una cosa del genere, senza che l'autista abbia avuto il tempo di dire A. Praticamente è stato aggredito a schiaffi e a pugni. La contestazione, la presunta contestazione sarebbe avvenuta in quanto l'autista, mentre veniva appunto da Venezia, dopo il Ponte Lombardo, quindi ha cominciato a instradarsi verso appunto prima della rotonda di Ridotto Madonna, è arrivata un'auto dalla Bretella che dalla Romea porta, che si congiunge a Sottomarina. Lì bisogna dare la precedenza a chi viene dall'altra parte. Un'auto sarebbe venuta fuori ad una velocità molto elevata, costringendo l'autista a spostarsi improvvisamente. L'autista ha dato un paio di strombazzate in pratica, e cose che succedono, non succedono spesso, ma a volte succede qualche volta, qualche momento di attrito, e poi quando è arrivato a Piazza Europa è successo quello che è successo. L'autista poi successivamente è andato a farsi refertare al pronto soccorso, ci dicono, di Dolo, e avrebbe già eh, avrebbe già formalizzato una denuncia verso le persone che hanno fatto questa aggressione. Per inciso, le corriere di Arriva Veneto sono tutte dotate di un sistema di videosorveglianza interna, quindi dovrebbero identificare questi soggetti che, da quello che ci riferiscono, sarebbero Chiogiotti. Se permettete, comportamenti come questi non sono normali, perché quando c'è una presunta contestazione uno magari può anche arrabbiarsi ammettendo, ammesso e concesso che aveva ragione, e non torto, perché insomma gli autisti sono dei professionisti che fanno sempre il loro giro in continuazione, e comunque chi arriva a fare un'aggressione del genere deve essere alterato da qualcos'altro. Non crediamo che una persona normale, anche in un momento così di rabbia, arrivi a certe cose. Lì sicuramente c'è qualcos'altro. Al momento è tutto quello che sappiamo, eventuali ulteriori aggiornamenti li diremo in seguito. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato.
Chioggia a Sottomarina ti aspetta. Dopo la pubblicazione dell'ordinanza in cui si definiscono i termini della viabilità durante l'abbattimento degli alberi nell'intersezione tra Viale Padova e Via del Boschetto, la consigliera capogruppo di Obiettivo Chioggia Alessandra Penzo ha presentato una mozione. In essa ha ripreso i termini del confronto durante la commissione dedicata al tema dello scorso 2 febbraio, in cui il funzionario del comune di Chioggia ha sostenuto che la rotonda sarebbe stata l'ultima infrastruttura che sarebbe stata realizzata, dopo aver portato a termine strade, il verde, i parcheggi. Dopo aver realizzato il tutto, il privato avrebbe dato comunicazione e allora il comune avrebbe avuto 45 giorni di tempo per portare avanti la realizzazione della rotonda. In commissione si era giunti alla conclusione che la rotonda dovesse essere realizzata più a sud, evitando l'abbattimento degli alberi. I termini quindi non sono ancora scaduti, afferma la consigliera, sollecitando sindaco e giunta a rivedere il progetto in modo da non essere costretti all'abbattimento. Il gruppo Obiettivo Chioggia ha quindi deciso di manifestare lunedì 27 sul marciapiede ad est di Campocannoni alle ore 17 per cercare di impedire l'abbattimento degli alberi e riaprire la discussione nelle sedi deputate a favore dello spostamento della rotonda più a sud. Ciao, siamo qui al negozio della Wind 3 gestita da Sandrina e da Paola e vi segnaliamo una promozione veramente molto interessante della Wind 3. Fino al 28 chi passa da un operatore virtuale alla Wind non spende soldi per quanto riguarda il passaggio della SIM e ha giga illimitati, quindi una cosa veramente interessante, minuti illimitati e anche 500 sms al mese. Io ogni tanto li uso onestamente, quindi 500 sms sono comodi e tutto quanto a 9,99 al mese, quindi affrettatevi perché il 28 arriva velocemente e quindi vi aspettiamo qui da Sandrina e Paola in Corso del Popolo. Oggi ci è arrivato un filmato da parte di un cittadino che ha voluto sottolineare le condizioni in cui si trova la pavimentazione del ponte girevole, la quale avrebbe bisogno di un intervento. Purtroppo, probabilmente il ponte girevole ha bisogno di un intervento molto più incisivo che non limitato alla pavimentazione. Non è da tanto che è stata sostituita parte della meccanica e integrata l'automazione in modo che possa funzionare anche da remoto. Eppure, nonostante la manutenzione, negli ultimi tempi il ponte si è bloccato ben 2 volte, per tempi diversi, obbligando chi doveva attraversarlo a fare il giro della città passando per Borgo San Giovanni. Ciò ha mostrato una volta in più tutta la criticità della viabilità di Chioggia. Il tratto che va da Chioggia a Sottomarina attraversando l'isola dell'Unione conta 3 ponti, probabilmente tutti vetusti, per i quali sono necessari interventi più o meno importanti, senza contare l'ormai rassegnato ponte sulla Fossetta o il ponte al suo fianco, collegamento verso Viale Mediterraneo. Ci si auspica che su nessuno di essi non si debba intervenire in una situazione emergenziale, senza una pianificazione adeguata per la circolazione. Allora, siamo alla Camera, Pescheria Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa appuntato. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Anche ieri mattina un arcobaleno di colori faceva capolino sulle acque dell'Usenzo, un arcobaleno velenoso, quello lasciato dall'olio, dal carburante riversato in acqua da uno dei tanti barchini che circolano sui canali di Chioggia. Non passa giorno senza che ci sia almeno una segnalazione di queste macchie che si dipanano sull'acqua, formando un velo che non è così semplice da far scomparire. Sappiamo che spesso sono perdite non volute mentre si fanno lavori di manutenzione di qualche vericello, di attrezzature che hanno bisogno di essere oliate, ma spesso sono perdite consapevoli. Non è facile cogliere questi inquinatori sul fatto da parte delle forze dell'ordine in modo da poterli punire. Sarebbe invece da prevenire tali azioni e da sensibilizzare i pescatori, soprattutto quelli indisciplinati, sull'importanza di mantenere l'ambiente dove nasce e cresce la loro risorsa pulito. Creare condizioni di sofferenza dell'habitat ha come prima conseguenza lo spostamento degli stock in tratti d'acqua più puliti e meno sofferenti per l'inquinamento. Il velo creato dall'olio impedisce il passaggio della luce e dell'ossigeno e avvelena l'ambiente, proprio quell'ambiente che i pescatori, quelli seri, cercano di proteggere, ergendosi a custodi del mare.
Gianni Pensodoria, esperto nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il DPCM 26 gennaio 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato un comitato di esperti che affiancherà il sottosegretario Butti sul tema della transizione digitale, SPID, fascicolo sanitario, semplificazione normativa, eccetera. Il comitato, in carica per tutto il 2023, è presieduto da Donato Limone, è composto da Silvia Carosini, Enzo Chilelli, Roberta Lignola, Andrea Lisi, Giovanni Manca, Enzo Morelli e Gianni Pensodoria, che attualmente affianca il magnifico rettore sulle tematiche inerenti alla governance di Ateneo. Il DPCM recita che i componenti sono stati scelti in qualità di esperti di comprovata esperienza e qualificazioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Il nostro dirigente, dichiarato ufficialmente archivista di chiara fama dal Ministero della Cultura e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, si occuperà in particolare della gestione documentale e della decertificazione. Sullo slogan Primus semplificare degli ende digitale e la formula del caos amministrativo DXL uguale C2. Disorganizzazione per informatica uguale caos al quadrato. Buon lavoro. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 25 febbraio, è la farmacia Cutulakis in Riva Vena a Chioggia, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 €. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!